Buona giornata, benvenuti, bentrovati all'appuntamento con lo spazio dedicato allo sport. E allora www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, dove trovate tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre chiacchiere in modalità on demand. Mentre per chi ama il digitale terrestre invece vi consigliamo canale 95 per quanto riguarda l'emittente del Nord Italia Caffè TV 24, canale 95 ripeto per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ogni sera intorno alle 19:40-19:45 circa, in seconda serata e poi nella parte iniziale della mattinata per la nostra seconda replica. Iniziamo con i principali appuntamenti. Allora domenica, come già accennato in questi giorni, ritorna la MotoGP, il titolo iridato è già sulle spalle di Marquez, siamo alla 15ª tappa su 19 e le prime prove hanno decretato un primo posto di Quartararo seguito appunto da Viñales. Per quanto riguarda Valentino Rossi, quinto posto per il momento. Ieri sera terza giornata di Eurolega con Milano, stiamo parlando di basket chiaramente, con Milano vittoriosa di un punto, 79-78, ma bella vittoria perché ottenuta in Grecia contro una squadra molto importante e molto tosta come il Panathinaikos. Continuiamo con il basket perché in A1 maschile è arrivata la TVB De Longhi Treviso che domenica anzi scusatemi, al Palaverde vedrà l'arrivo dei campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia, partita che ha già il sold out, pensate 2 ore aperti i botteghini e già sold out per questa gara. Questo personaggio è un ex Olimpia Milano che è passato a rinforzare Venezia. L'Umana infatti si è aggiudicata le prestazioni di Godelock ed è sicuramente un bel nome e un bel giocatore. Tutto da vedere, vedremo se lo riusciremo già ad inquadrare come prima gara proprio contro la TVB De Longhi. Ieri sera prima giornata del gruppo B dell'Eurolega per la pallacanestro femminile e qui sono inquadrate le ragazze della Famila Schio che hanno giocato contro l'Arcadnia e hanno vinto per 51-47. Inizia bene il cammino anche in Europa Schio. Adesso il calcio per quanto riguarda la Serie A è tutto pronto, siamo al campionato solito a spezzatino, si inizia sabato con Lazio-Atalanta, poi Napoli-Verona e in serata Juventus-Bologna, con Mihajlovic che è andato in campo, ha allenato la sua squadra e quindi sarà anche allo stadium per la gara. La Juventus conduce con 19 punti, l'Inter 18 e l'Atalanta con 16. In Serie B, le Venete, siamo alla giornata che vedrà questa sera Cittadella Cosenza, subito in campo la formazione di Venturato, ancora alla ricerca della miglior condizione. Domani tocca a Juve Stabia affrontare il Pordenone di Tesser, Venezia invece in campo in casa contro la Salernitana, chiude domenica il Chievo Verona che ospita l'Ascoli. La Serie B femminile per quanto riguarda sempre il calcio con la Permac Vittorio Veneto attende invece di riprendere dopo la pausa piuttosto lunga il 27 ottobre contro Perugia al Barison di Vittorio Veneto. Per la Serie C maschile il Padova si è fermato, una battuta d'arresto nel tentativo di prima fuga, 10ª giornata con Ravenna Arzignano, San Benedettese Virtus Verona, poi domenica al Nereo Rocco di Trieste, Triestina Padova, è partita clou, il match clou della giornata, e l'Anerossi Vicenza Reggiana. Le categorie che più da vicino ci interessano, cominciamo dalla Serie D con il Montebelluna che è salito a quota 5 in classifica lasciandosi alle spalle Tamai e San Luigi, c'è stato anche l'arrivo di un nuovo giocatore per casa Montebelluna con il nuovo DS, il nuovo direttore sportivo Marco Conte che si è messo tempestivamente al lavoro. Il nostro campionato di riferimento è quello di eccellenza, un'eccellenza che nel girone A vede il Giorgione davanti al Sona con 2 punti di vantaggio, mentre nel girone B un pochino più di equilibrio con Porto Mansuè e Porto Gruaro a 16 punti, San Donà a 14 e San Giorgio Sedico a 13. Le nostre telecamere domenica saranno
a Volpago del Montello per riprendere la gara di Montello-Portogruaro. Sarà partita interessante, avremo così modo di poter vedere una delle favorite alla vittoria finale del campionato. In promozione si continua con l'Opitergina davanti a tutti, ma gli occhi sono puntati sul Treviso di Gianfranco Bellotto per vedere intanto se replicherà alla prima vittoria conquistata la scorsa domenica. Ci sono state anche le coppe in queste serate, una di queste l'abbiamo seguita con delle interviste ed è stata Eclisse Careni Pivigina Porto Mansuè. Tocca al tecnico di casa Stefano Della Bella darci il giudizio su questa partita. Lasciate la coppa, però lasciamo questo primo tempo buono, molto buono, e poi ci sono stati questi minuti iniziali di allentamento. Cosa è successo? Ci sono state due mischie, forse avevano più stazza di noi. Sapevamo che portarli dentro l'area succedeva questo. Sul secondo gol mi hanno detto che gli abbiamo tirato addosso a uno che si stava alzando e abbiamo preso un gol così. Ma dopo siamo rimasti in partita, dopo siamo riusciti a fare il 3-2, magari così, dopo il 3-3 e i rigori, vabbè, dopo è andata come è andata. Però insomma dai, continuiamo dalla prestazione di sabato. Oggi ho fatto anche qualche variazione a formazione, però stiamo facendo bene anche chi aveva giocato meno, che oggi è partito all'inizio, ha fatto bene. No, come hai detto anche la scorsa settimana, la giocate, perché con qualsiasi squadra ve la giocate e ripeto, il primo tempo è stato veramente buono. Sì, è stato buono, forse la pecca è di non essere riusciti a fare il raddoppio, di chiudere un po' perché avevamo avuto 2 o 3 occasioni che sicuramente se ci capita nel campionato dobbiamo chiuderla prima, insomma, perché altrimenti si fa dura. Si fa dura, l'hai citato tu, quindi accantoniamo la coppa e adesso campionato di nuovo, testa lì. Abbiamo una partita durissima domenica, però andremo a affrontarla col massimo impegno, con la massima concentrazione per cercare di fare la prima vittoria. Di solito non parliamo mai dei singoli, però questo Chiesurin, che durante le amichevoli in estate l'avevamo visto segnare, si sta a muovere. Sì, no, ha fatto dei buoni spunti, deve star meglio in campo, però sì, ha fatto anche un gran tiro il secondo tempo. Logico che sì, bisogna che lavorino, sì, e dar tempo. Logico che certe qualità ce le ha, meno quando magari siamo senza palla che dobbiamo difendere, deve imparare quello, però questo deve portare. Questo Stefano Della Bella, tecnico dell'Eclisse Careni Pivigina. Lasciamo il calcio, ritorniamo sul basket, la panoramica delle nostre squadre. In A2 femminile il Ponzano ha un turno di riposo nel suo campionato, ritornerà in campo il 26 ottobre al Palacicogna contro le Lupe di San Martino di Lupari. Sarà un derby più che mai acceso. In Serie B maschile invece a pieno regime la Rucker Sanve, perché nel turno infrasettimanale al Palasystem di Sacon di San Mendemiano l'altra sera ha vinto la sua quarta gara di campionato, 71-53 contro la formazione di Vicenza. E allora facciamo un resoconto di quella che è stata la gara, lo facciamo con 2 dei protagonisti, Ricci e Vedovato. Grazie innanzitutto ai complimenti, buonasera a tutti quanti. Sì, quello che sto cercando di fare è mettermi al servizio completo della squadra, quindi di capire al meglio cosa serve alla squadra e quindi fare il possibile per essa. Anche stasera stiamo migliorando, abbiamo fatto un'ottima partita di squadra, infatti sono molto soddisfatto. Questa vittoria ci serviva e adesso andiamo ancora più concentrati a Mestre perché vogliamo fare 5 su 5. Metto tantissima energia e pretendo che la mettano tutti i miei compagni di squadra perché è la base della nostra squadra, è quello che ci dice sempre anche Marco, il nostro coach, aggressività in difesa e correre in attacco è quello che proviamo a fare partendo dall'allenamento perché è lì che si costruisce una vera squadra. Sì, è stata una partita subito ci siamo messi
bene il gioco, mancava Corral da loro, un giocatore importantissimo e per quello mancano dei punti di riferimento. Non è facile per loro in attacco ma neanche per noi in difesa perché siamo preparati molto su quello, quindi siamo stati bravi a restare lì con la testa fino alla fine. Direi che questa squadra, che comunque ha tanti giocatori nuovi, direi che nonostante gli impegni ravvicinati di queste due partite, anche oggi avete saputo amministrare, avete saputo spingere quando era il momento, amministrare un po' le energie, anche se devo dire coach Mian qualche volta non era proprio felicissimo in panchina. Sì, insomma, sono ancora delle cose su cui dobbiamo lavorare, però stiamo facendo dei progressi importanti, anche perché si è visto man mano che andiamo avanti a giocare magari 20 punti il primo quarto non li prendiamo più, stiamo migliorando in difesa, quindi bene così. Ricci è vedovato per la Ruker, che è l'autentica sorpresa del campionato sicuramente. Il campionato di A1 femminile invece, qui di sorprese, se ce n'erano, c'è stata soltanto per vedere e capire i 2-3-0 che la formazione dell'Imoco Volley Conegliano ha rifilato nelle prime due giornate di gara, già con punteggio pieno. Adesso il prossimo turno è domenica alle ore 17 a Iesi per affrontare Filottrano. Inizia la pallavolo maschile, inizia la HRK di Motta di Livenza che si troverà nel girone con le altre venete, Portoviro, Sandona di Piave e la friulana Prata di Pordenone. Si inizia il 20 ottobre, però è un inizio in trasferta per Motta di Livenza a Torino. La prima in casa invece il 27 ottobre contro Bolzano. Andiamo a sentire un breve inciso per quanto riguarda Motta di Livenza. Intanto volevo dire che la squadra è carica, siamo pronti per l'inizio del campionato. Domenica a Torino saremo pronti e ci faremo trovare carichi per un appuntamento così importante. Vi voglio vicini alla squadra e pronti anche voi a sostenerci. E questo era Giacomo Tonello che invitava ad essere vicini alla squadra, come avete sentito. Cambiamo sport, andiamo nel Pro 14 di rugby. Questa settimana il Benetton è solo allenamento, ha lavorato sui campi della Ghirada per cercare di riportarsi in linea e di strappare la prima vittoria, cercare di farla il 26 ottobre contro i sudafricani dei Kings. E allora andiamo a sentire il rientrante Brex che ci dà un giudizio sulla partita di Swansea. Intanto, come stiamo? Buongiorno, bene, molto bene, per fortuna sono già passati questi due interventi alle due mani, quindi bene, sono già tornato in campo e sono molto contento perché ovviamente tornare dopo 8 mesi a giocare il 15 non è poca roba. L'avevi detto, che era una delle tue speranze, insomma, di ritornare in fretta. Sì, quella era l'idea, ovviamente dopo è stato questo piccolo infortunio al 7, però ovviamente sono rientrato. Molti si aspettavano una vittoria a Swansea, non è stato così purtroppo. Come state lavorando questa settimana? Sì, purtroppo non è stata così, anche noi sempre andiamo a vincere le partite, però purtroppo sono successe delle cose che non siamo riusciti a reagire bene, però questa settimana ovviamente stiamo un po' riguardando cosa dobbiamo migliorare per la prossima partita e ovviamente già preparando per giocare contro i Kings. Sì, sarà una partita tra l'altro tra un paio di settimane perché c'è questa pausa e è una partita che comunque non va sottovalutata. No, ovvio, nessuna partita va sottovalutata. Ovviamente soprattutto avendo queste 2 settimane ci approfittiamo per studiare di più all'avversario e ovviamente per fare anche le nostre cose. Si sente un po' la spinta che da fuori, insomma, vogliono a tutti i costi questa vittoria, la si sente in squadra? Sì, 100%, ovviamente sono già 3 sconfitte di fila, quindi una cosa che non ci piace e che vogliamo cambiare. Quindi ovviamente sì, stiamo preparando questa partita per andare a vincerla. Questo Benetton, questo Ignazio Brex, e allora Benetton ferma al palo in attesa di riprendere, ma si muove tutto il settore giovanile ed è anche quello femminile delle Red Panthers che affronteranno a Villorba le campioni d'Italia dell'arredissima Villorba. Sarà un match da non perdere, se siete interessati, ore 15:30 Villorba. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento del fine settimana, noi ci risentiamo lunedì, buona giornata a tutti voi.